Ciao a tutti, oggi vi voglio presentare una novità, un mini scavatorino, ma proprio mini, il Max 600 della Bluebird. La macchina è estremamente compatta, i destinatari di questo mezzo sono i piccoli manutentori, i privati che vogliono fare dei lavori a casa, per l'edilizia, per chi ha bisogno di una macchina estremamente piccola e agile. Un altro degli utilizzi per i quali può essere preso in considerazione per la sua dimensione contenuta e anche per i servizi cimiteriali. Come caratteristiche questa macchina pesa poco meno di 600 kg, scava in profondità fino a 1,20 m, che è una macchina montata su cingoli e quindi una macchina che può andare su qualsiasi superficie, se la può sempre cavare, insomma. E ha sia il brandeggio, cioè si sposta il braccio escavatore di 70 gradi a sinistra e a destra, e anche è provvisto di ralla che gira su se stesso. Ha un motore a benzina da 300 cm3, la macchina è comoda nella sua miniatura, anche gli specchietti retrovisori, e ha anche la possibilità di montare tanti altri piccoli attrezzi che servono per fare altri tipi di lavori. Un'altra cosa da sottolineare di questa macchina è che ha un prezzo estremamente competitivo, un prezzo estremamente conveniente, e quindi se volete scavare in autonomia venite a prendere un bel scavatorino piccolino della Bluebird, il Max 600.